saved my life. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Amici, buona giornata a tutti dalla redazione di Media News TV Europe per l'approfondimento sportivo. Il Cagliari frena la Sardegna Arena, pareggia 1-1 con il Verona e interrompe una entusiasmante serie positiva di vittorie. Davanti ad un'ottima squadra giallo-blu, il Cagliari nel primo tempo si è portato in vantaggio con Castro, cedendo terreno nel secondo tempo fino al clamoroso errore di Pisacane, che ha praticamente consegnato il pallone a Faraoni in piena aria dopo essere scivolato, consentendo così al veronese un gol agevole. Nel finale qualche rischio di troppo, con interventi decisivi di Olsen per il giusto pareggio. Diciamo la verità, il Cagliari è beffato certamente dallo scivolone in aria del suo miglior difensore in campo. La delusione dei tifosi rossoblù però scaturisce da un altro elemento fondamentale per chi coltiva l'ambizione di disputare un campionato da protagonista. Infatti, come gli era capitato spesso nelle precedenti stagioni, non ha sconfitto neppure questa volta la paura di volare. Eppure la squadra rossoblù aveva realizzato con perizia il trampolino dal quale liberarsi, prima frenando e poi punendo lo slancio aggressivo del Verona. Una volta sbloccato il risultato col duo Castro-João Pedro, il più sembrava fatto. Invece il Cagliari ha d'improvviso dimenticato il copione tattico proprio quando la partita, proponendo l'inevitabile sbilanciamento degli avversari, l'ha chiamato a gestire la conquistata superiorità psicologica. La squadra di Maran ha inspiegabilmente ristretto il campo, puntando su lanci verticali in cerca di un Pavoletti che non c'era e soprattutto accettato il ping pong con la frenesia del Verona, aumentando i rischi di subire il pareggio. È plausibile addebitare, come dichiarato dallo stesso tecnico rossoblù Maran a fine partita, un blackout di idee, esclusivamente alla stanchezza accumulata nel corso di un trittico di partite obiettivamente impegnativo? La risposta è senza incertezze. L'unica cosa innegabile è la delusione per la ghiotta occasione mancata. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home.